Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto del calciomercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video vi andrò a fare un attimo solo che sto cercando di sistemare un attimo qua. Ok. No, cercando un attimo di sistemare il filo del computer, però vabbè. In questo video andremo a fare il post partita di Udinese Bologna e Cagliari Genoa. Allora, per premessa, il video sul Manchester United lo sto registrando, ho registrato la prima parte, il tempo di finire questo contenuto qui e vi porto anche quello dello United. Però, vabbè, continuiamo col video. Allora, partiamo. Da che cosa vogliamo partire? Partiamo da Cagliari-Genoa. Allora, Cagliari-Genoa finisce per 3-3 tra i due club. Allora, il Genoa segna con Vitinha al 18° minuto e poi segna l'ex Napoli, Leo Ostigard, che se n'è andato tra la stagione 2024 e 24-25 in estate a una squadra francese, boh, non lo so, e che poi quest'anno è stato acquistato dal Genoa. Vabbè, Ostigard ha segnato al 41esimo e su punizione, una punizione stratosferica, Martin ha segnato all'83esimo. Tra l'altro c'era l'ex Napoli, un altro ex Napoli, cioè in queste due squadre ci stanno un sacco di ex Napoli, per farvi capire, Ostigard per il Genoa, per il Cagliari ci sta, per farvi capire, Caprile che ha fatto tra virgolette una mezza papera perché sulla punizione gli è arrivata tipo il pallone sulla schiena, gli è rimbalzato sulla schiena gli è rimbalzato sulla schiena e poi ha subito gol. Poi fa un uscio che secondo me poteva restare a Napoli, magari andava, diciamo, tra virgolette, a fare quel centrocampista che ci serviva nella stagione 24-25 ehm, per sostituire un Anghissà, un Lobotka, tra virgolette, poi ci servisse una due centrocampisti, chi ne centrocampisti? Teniamo tre centrocampisti di ruolo e due usabili perché Vergara secondo me non è pronto a giocare titolare per 90 minuti. Però vabbè, chiudiamo parentesi Napoli. Poi per il Cagliari segna Borrelli, ex Brescia, se non sbaglio viene da Vollo a Borrelli, quindi è paesano, è paesano Mus, paesano di Napoli, è il mio paesano e per tutta la gente che è di Napoli. Poi vabbè, abbiamo Sebastiano Esposito, che segna al 43esimo, fratello di Pia Esposito, anche Sebastiano Esposito, Agius è fortissimo, io lo vorrei avere. Tutti i fratelli Esposito, Ulis, sinceramente, perché sono fortissimi. Pure Sebastiano Esposito è giovane, è cresciuto nell'Inter. Ha fatto ha giocato pure in Champions League con l'Inter, poi è andato in Serie B e poi è ritornato all'Inter e poi mostra in prestito al Cagliari. Però vabbè. E poi al 60esimo segna la doppietta Borrelli. Partita tra virgolette equilibrata da parte dei due club. Cioè segna uno e segna l'altro, segna uno e segna l'altro e roba vai. Per farvi capire, 18 Vitigna per il Genoa, poi 33 Cagliari, 41 Genoa, 43 Cagliari e, 60 Cagliari e all'83esimo Genoa. Però vabbè, poi per Udinese e Bologna, il Bologna sbaglia il rigore
con Orsolini al 41esimo minuto, poi segna al 54esimo Orsolini, ehm, poi Pobega al 60esimo minuto. Mamma mia, voglio Orsolini è fortissimo, cioè sta segnando sempre Orsolini. Poi Bernardeschi verso la fine, che ci mi pure titolare Fanta e vi ho detto pure al Fanta Batman e al segna non segna chi ha visto il video può confermare che ho detto secondo me se Bernardeschi può fare il suo, allora ci mi pure titolare Fanta Calcio, quindi capite che sono youtuboni stai settimana, però vabbè. Il Bologna, passiamo all'analisi. Ehm, per il Bologna che al momento è secondo e terzo, però vabbè. Se vinciamo stasera noi del Napoli, arriviamo, cioè siamo terzi, sì, siamo o terzi o quarti, perché poi bisogna vedere il Milan domani che fa. Poi è l'Inter e poi al momento senza giocare siamo quinti in Europa League, però vabbè. Il Bologna nel primo tempo prova a, diciamo, a far gol con il rigore ed altre due o tre azioni rispetto ad un Udinese che lo vedo nettamente inferiore al Genoa, scusate, al Bologna. Però vabbè, secondo me Bologna può arrivare in Champions quest'anno, secondo me. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao!